Eccoci qua, siamo tornati velocissimi in diretta, noi siamo sempre con il dottor Loris Rui e stiamo dibattendo un pochino su questa questione di non starci più a determinate condizioni per quanto riguarda il pagare le bollette. Si parla di imprese piccole e medio-grandi, insomma. A breve avremo anche al telefono il presidente di Confartigianato Agostino Bonomo e stavamo parlando su come vi siete mossi per quanto riguarda appunto il ricorso al TAR. Sì, dicevo appunto che ci siamo messi insieme e abbiamo fatto, e l'obiettivo è quello di stoppare, cioè che è diverso da chi ha definito altre strategie. Per noi bisogna eliminare questa accisa. Allora, è importante sì, questo aspetto perché rischia, se non si interviene, potrebbe succedere qualcos'altro. È già stato discusso ed è in fase avanzata il tema della capacity payment. Siccome ci sono i grandi produttori di energia... Come si dice in Francia, cusalè, cioè, traduciamo proprio questi termini tecnici. No, sostanzialmente sta succedendo questo. Siccome c'è una richiesta di energia elettrica molto bassa rispetto alla capacità di produttiva, molti impianti di produzione di energia elettrica sono fermi o comunque funzionano con produzione limitata. Ma chi ha investito denaro rischia di rimetterci parecchio denaro, cioè certo. Quindi gli investitori, ecco, adesso si sta pensando un qualcosa per poter far sì che questi investimenti vengano in qualche maniera ripagati. Ecco, siamo a livello di avanzato di discussione al governo e quindi ecco perché noi diciamo no, interveniamo con questo ricorso su questa componente, perché secondo noi ne sta arrivando un'altra. Allora, se dobbiamo inaugurare la stagione dei ricorsi, probabilmente vale la pena di incominciare a farlo adesso. Allora, noi inizialmente però abbiamo toccato la cifra più o meno dei 600 e passa euro come incidenza annua. Mi piacciono a volte anche i numeri. Di quanto è cresciuto quindi improvvisamente sulle nostre tasche, più che altro dei vostri imprenditori, la gabella di cui parliamo? Beh, varia dalla tipologia dei consumi ovviamente, perché se pensiamo... Quindi non è un fisso, diciamo, no, se arrivi a quel tetto è così piuttosto che... È esponenziale. Cito la nostra società di servizi, ad esempio. La nostra società di servizi fa 900.000 kWh, ma in realtà si trova quest'anno a pagare 13.000 euro in più dell'anno scorso. Caspita, sono soldoni. Allora, la interrompo perché abbiamo il presidente di Confartigianato Vicenza al telefono, Agostino Bonomo. Presidente, buonasera, grazie per la disponibilità, come sta? Buonasera, grazie a lei, bene, grazie. Buonasera. Allora, io l'ho chiamata non tanto come presidente di Confartigianato, però so che innanzitutto è lei che ha dato il via a questo famoso ricorso di cui stiamo parlando, ma io la chiamo proprio come imprenditore perché so che lei ha un panificio, giusto? Certo, sì, ad Asiago. Perfetto, la bellissima Asiago. Perché a un certo momento lei si è accorto, come si è accorto che stava sborsando per le grandi aziende, per le grandi imprese più soldi per quanto riguarda l'elargizione della luce e del gas? Mi racconti un pochino la sua vicenda? Perché esaminando la bolletta della fattura della corrente elettrica di gennaio mi sono accorto di questo aumento. L'aumento, posso chiederle di quanto? È del 23%. Sulla mia fornitura di corrente, sui miei consumi di corrente, io ho un 23% di consumi di maggiorazione di... Allora io ho proprio di fronte a me un dato numerico, in pratica lei è finito a pagare 1.058 euro in più rispetto agli altri anni. Che insomma per un imprenditore sono soldoni, potrebbe essere ad esempio lo stipendio di un nuovo commesso, di un nuovo insomma lavoratore, giusto? O un nuovo macchinario. Magari i 1.058 euro detti così da soli sembrano anche pochi. Però se andiamo a vedere la provincia di Vicenza andiamo a vedere che... Esatto, perché io sto parlando di lei, ma unificando il discorso di tutti gli altri imprenditori, di tutti gli altri insomma artigiani, i soldi poi sono soldoni. Certo, certo. E io ho deciso di metterci la faccia perché come presidente di Confartigianato, poi assieme al collega di Brescia, Eugenio Massetti, avevamo anche una tipologia abbastanza standardizzata, nel senso che
I miei consumi sono i consumi standard di un'azienda artigiana media. E il kilowattora che io consumo sono un po' la generalità dei consumi delle imprese artigiane della nostra zona. Senta, la mia passerà come una domanda stupida, però voglio rimarcarlo. Lo trova giusto che noi, ognuno di noi, compreso logicamente il piccolo imprenditore, si debba sobbarcare come sempre la ripresa? È da lì che nasce appunto l'astio e la voglia, insomma, del ricorso, giusto? Certo, perché oltretutto in questo momento recuperare soldi per poi distribuirle ad aziende, 3.000 aziende energivore italiane, mi pare non sia una mossa assolutamente intelligente. È vero che non è stato questo governo ad attuarlo, è stata un'applicazione di una norma che era già partita con il governo Monti, che è stata ripresa poi dal ministro Zanonato e applicata da questo governo. Però voglio dire, ci sono più responsabilità, perché le responsabilità sono suddivise fra 3 governi, ma in realtà non cambia. Cioè, non è che questi soldi vanno a finire allo Stato, vanno a finire nelle casse dello Stato per poi distribuire servizi a cittadini e imprese. Rimangono all'interno di consumatori di energia elettrica e vanno a favore delle 3.000 aziende, le prime 3.000 aziende manifatturiere che hanno maggior consumo. Peraltro queste aziende sono anche molto rintracciabili, nel senso che in questo caso con molta trasparenza sul sito del Ministero sono esposte, ci sono, si sa, hanno nome e cognome, voglio dire. Presidente, io la saluto e la ringrazio. Grazie per il suo contributo, la sua testimonianza e buona Pasqua. Grazie a lei e anche ai suoi spettatori e ricambio gli auguri. Presidente, possiamo lasciarci con una battuta? Mi dica. Ma l'amichetta la fate lì, ad Asiago? Ma qui, vede, essendo una zona turistica, arrivano turisti da tutta Italia, per cui dobbiamo indicare nel nostro panel i nomi che si danno in giro per tuttaItalia. La ringrazio, la saluto. Ciao, arrivederci. Buona Pasqua. L'amichetta, insomma, ci vuole. Abbiamo molti turisti di Milano che vengono su. Certo, lo dicevo tanto. Purtroppo per sdrammatizzare, perché se non ridiamo tra di noi non si arriva a fine mese. Allora, io ho una domanda per lei prima di salutarci. Io mi devo fidare del consorzio di cui si parlava prima, cioè il fatto di unire le proprie forze per avere appunto una scontistica per le famiglie. Come funziona il tecnicismo? Beh, si deve fidare per 2 motivi. Intanto sono già 5.000 le imprese venete che hanno del Triveneto, chiedo scusa, che fanno parte di questo consorzio. Noi però abbiamo una particolarità che è diversa da tutti i fornitori. Noi siamo un consorzio espressione delle associazioni di categoria della Confartigianato e quindi in tutte le province del Veneto ogni associazione partecipa a questo consorzio. Se noi non diamo risposte ai nostri imprenditori, cioè, a chiunque poi abbia bisogno e poi a chiunque, no? Che chiama. Noi perdiamo, non è che perdiamo clienti o utenza, noi perdiamo associati e quindi noi non possiamo permetterci di sbagliare da questo punto di vista. Quindi la differenza fra noi e gli altri è che gli altri molto spesso, quasi sempre, hanno un numero verde, lo sappiamo tutti. Sì, che a volte rispondono, a volte no. Esatto, da noi invece il rapporto è diretto, cioè loro ci trovano ai nostri posti, sempre. Quindi ecco, l'altro motivo ovviamente è che siamo convinti di avere delle buone offerte concorrenziali con chiunque. E quindi l'invito che io faccio agli nostri imprenditori veneti di avvicinarsi con tranquillità a tutte le sedi delle associazioni artigiane della Confartigianato e chiedere come lavoriamo per l'energia elettrica e gas e di aderire con tranquillità a questo consorzio e anche le famiglie, non di adesione al consorzio, le famiglie ovviamente, perché comunque riteniamo di lavorare bene e nell'interesse della collettività nel senso più ampio della parola. Grazie a Loris Rui, responsabile area tecnica Confartigianato Vicenza, e gli auguro in diretta buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua. Grazie per essere stato qui con noi. Allora, sappiate che adesso lancio il meteo, così sappiamo un pochino cosa ci aspetta per Pasqua, Pasquetta, ma purtroppo ho paura che non ci siano grandi notizie, ma l'importante, come dico sempre, è stare in famiglia e passarsene, insomma, cercare di riposare. Sappiate che subito dopo parleremo del fiume dei pendolari sull'asse Padova-Treviso-Venezia. A tra poco, restate sempre in compagnia di Reporter per te. Eccoci qua, voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Andiamo a vedere cosa succederà
nei prossimi giorni e soprattutto diamo uno sguardo, prima di vedere cosa succederà nella giornata di sabato, alle giornate clou, ovvero per Pasqua e per Pasquetta, ombrelli al seguito proprio sul nord Italia, perché dovremo avere delle giornate piuttosto instabili. Avremo invece temperature in deciso rialzo, soprattutto al centro e al sud, all'estremo sud richiamo sciroccale, vero, venti che daranno un po' fastidio, ma comunque la situazione sarà decisamente più tranquilla rispetto al nord Italia. Quindi giornate di Pasqua e di Pasquetta tra nuvole e sole e qualche fenomeno soprattutto sul nord Italia. Ma vediamo cosa succederà sul nostro territorio nella giornata di sabato. Anche sabato ombrelli al seguito, perché ora dopo ora le nuvole diventeranno sempre più minacciose, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Avremo cielo molto nuvoloso con rovesci di pioggia e qualche isolato temporale. Quindi la situazione risulterà già nella giornata di sabato, nella vigilia di Pasqua, piuttosto incerta. Attenzione, quindi vediamo cosa succederà durante le ore serali. Ancora qualche fenomeno, cominceranno un po' i fenomeni ad attenuarsi lentamente. Vediamo le temperature minime che non faranno registrare grandi cambiamenti. Avremo invece una generale diminuzione delle temperature massime. Guardate infatti la nostra grafica, temperature in calo un po' su tutti i settori, pianeggianti proprio a causa delle nuvole e delle piogge previste. Io per ora, amici, mi fermo qui, non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana a tutti. Arrivederci.